Atleticamente anche quest'anno è tornata ad interrogarsi sui temi legati all'atletica leggera attraverso un convegno nazionale di studio indetto all'auditorio della Fide Farmaceutici di Abano Terme. Tema forte della 2 giorni è stato il coaching oggi e l'arte di allenare, incentrati sull'aggiornamento e la formazione continua attraverso i temi della tecnica e della metodologia dello sport, convegno che da una decina d'anni è promosso dalla Scuola regionale dello sport del Veneto, guidata dal professor Dino Ponchio. Allenare un'arte, oggi cerchiamo di spiegarla e farla capire a tutto il mondo dello sport e dell'atletica, in particolare italiano. Relatori di altissimo profilo, internazionali, grande soddisfazione, oltre 330 iscritti partecipanti. I temi più importanti da affrontare sono la nuova frontiera dell'allenamento, che è dal collo in su invece che dal collo in giù. Meno muscoli, più brain, tradotto cervello. Questo è il messaggio che viene da questi 2 giorni. Un appuntamento indetto dalla FIDAL, CONI Veneto, FIDAL Veneto, Scuola regionale dello sport Veneto, con il patrocinio dell'Ufficio scolastico regionale, il Comune di Abano Terme e la provincia di Padova, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Motorie di Verona, il corso di laurea di Scienze Motorie di Padova e i coordinatori di educazione fisica del Veneto, catalizzando l'interesse di tantissimi preparatori atletici, correlatori di fama internazionale, alla presenza del Presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, del Presidente regionale della FIDAL Paolo Valenti e del Presidente nazionale della FIDAL Alfio Giommi. Quello di Abano ormai è un appuntamento fisso ed è uno dei più importanti del panorama tecnico italiano. Tra l'altro la formazione è uno dei punti essenziali per la crescita dell'atletica e non solo dell'atletica. Credo che quello di quest'anno sia particolarmente significativo e si vede anche dal numero di adesioni che ha avuto. Non ho mai visto una sala così piena, quindi credo che lavoreremo in quell'ottica con relatori di grande importanza. Sarà sicuramente, torno a ripetere, utile al movimento sportivo dell'atletica e non solo dell'atletica. Si discuterà sul coaching soprattutto, cioè uno dei problemi più importanti è proprio quello di come allenare. Allenare è un verbo complesso, non prevede soltanto quello che si fa in campo, non è solo il problema delle 2 ore in cui si va in campo, ma è un discorso molto più ampio che vede aspetti di carattere psicologico, metodologico, alimentare e così via. Quindi di questo si discuterà. Noi dobbiamo avere un ruolo sempre più impegnato col mondo della scuola e questo può avvenire solo attraverso degli incontri. Infatti uno dei primi compiti sarà quello di chiedere alla Regione Veneto il riconoscimento della Scuola regionale dello sport come ente formativo. Lo sport non è solo divertimento, non è solo ottenere risultati agonistici, ma anche quello di formare i propri tecnici al meglio. Quest'anno abbiamo avuto la grande soddisfazione che questo convegno rappresenta tutto il mondo dello sport italiano, della FIDAL e non solo della FIDAL. Vuol dire che dopo 10 anni il segnale che abbiamo dato è un segnale positivo e quindi siamo contenti di quello che si sta avvenendo in queste 2 giornate qui ad Abano. Tra gli ospiti c'erano anche l'assessore allo sport del Comune di Abano Terme Angelo Montrone e Cinzia Rampazzo del Comune di Padova, intervenuti ai lavori del convegno nazionale, che ha messo in luce quanto importante sia la formazione e l'aggiornamento sui temi legati alla tecnica e alla metodologia dello sport, che ha anche visto la presenza di qualificati relatori come Marcello Marchioni, responsabile scientifico della Scuola regionale dello sport del CONI. C'è bisogno che lo Stato intervenga di più nel mondo della scuola, ma intanto, perché le cose comunque vanno avanti, i ragazzi che vanno a scuola attività sportiva la fanno e la fanno fondamentalmente grazie al mondo sportivo esistente, alle società sportive, alle federazioni sportive, anche con l'aiuto di tecnici di grande valore. I tecnici sono fondamentalmente persone che frequentano e sono laureati in scienze motorie o più anziani che hanno fatto l'ISEF e che sono vicini al mondo dello sport, soprattutto però all'atletica leggera. Qui siamo in un convegno che parla di atletica leggera, quindi credo che il CONI apprezzi molto, veramente molto, l'attività dell'atletica leggera perché è lo sport base per tutto. Questi sono convegni sicuramente molto importanti per la formazione dei tecnici, non solo di atletica leggera, perché l'atletica leggera chiaramente ha portato numerose innovazioni anche per tutti gli altri sport a livello di metodologia dell'allenamento. Anche nel nuoto, mi ricordo quando allenavo io, si prendevano spunti appunto dalle metodologie dell'atletica. Sicuramente abbiamo visto che siamo anche al decimo anno di questo convegno, ho visto una platea gremita di personaggi anche famosi del mondo dell'atletica,
a cominciare anche dalla mia ex compagna di classe all'ISEF, Gabriella Dorio. E niente, auguro a tutti un buon convegno. Si parla di coaching, il coaching è molto importante e sicuramente oltre alle varie pratiche di allenamento l'importante è secondo me anche la valenza della capacità dell'allenatore di avere un buon rapporto con l'atleta. I temi affrontati nei lavori della 2 giorni di Abano sono stati quelli inerenti al futuro dell'atletica, partendo da a che punto siamo e soprattutto cosa dobbiamo fare, che sono in sintonia con lo slogan con il quale viene ribadito che la formazione deve continuare soprattutto sulla tecnica e la metodologia dello sport.